Grazie a voi e benvenuti. Il volume che presentiamo oggi, dedicato a Giuseppe Cervellini, fa parte del progetto di ricerca e bibliografia musicale intitolato Profili musicali, riguardante artisti poco noti o dimenticati. La prima edizione di questo progetto è uscita sotto l'egida sempre dell'Università Popolare di Trieste, che io rappresento, di cui vi porto il saluto e il benvenuto, con un corposo volume sul compositore triestino Eugenio Visnovitz, pure curato dal maestro Massimo Favento. Contiamo nel prossimo futuro di dedicare altri lavori ad artisti triestini, nel solco della tradizione dell'impegno dell'UPT a favore della cultura anche musicale della nostra città e della nostra provincia, oltre che dell'Istria. Quindi un grazie all'autore, al maestro Massimo Favento, per quest'opera, per questo lavoro che svolge a favore della musica, la conoscenza e lo studio della musica, soprattutto quella meno conosciuta, e posso in questa occasione dirgli che, promettergli che sicuramente procederemo come da lui desiderato e indicato in altre occasioni, appunto dedicandoci e dedicando il nostro finanziamento anche a questo tipo di attività. Un grazie alla presentatrice dell'opera, la saggista, scrittrice e studiosa della musica Marina Petronio, che ringraziamo in modo particolare per dedicarsi a questa presentazione. Direi che possiamo senz'altro iniziare e vi auguro un buon ascolto. Grazie. Buonasera a tutti. Qui il progetto a cui ha accennato il Presidente. Grazie a tutti, grazie anche Grazie.